Meno male che esista a guida de Sena, se no i furresti che venne qui finivano le perdise. Perché Sena è una città difficile da girare, e non parlo di carruggi, I carruggi sui posti più belli, d'estate fresco e d'inverno non che de vento, che è solo l'inconveniente di qualche pacco che molanda ai barquini. A difficoltà de Sena alle dovute unicamente a quelli che hanno detto un nome strade e ciasse. Un che viene a Sena per la prima volta, anzitutto, o cerca de Colombo. Naturalmente, o se fa portare in ciassa a Colombo per vedere un monumento. Invece, là trova una fontana piena d'acqua sporca. Un monumento de Colombo o le a Principe, davanti alla stazione, come se a scrovi l'America o che fissa netto qui in Accelerò. E a casa de Colombo, tanto per non sbagliarsi, alle in via Dante. In piazza Acquaverde e in piazza Fontane Marose non che manchi una vaschetta. A Vasca alle in ciassa de Ferrari dove lo monumenta Garibaldi. A casa de Paganin alle in Sciacqueglia. Masini o le a Villetta di Negro e a casa in via Lomellini. Balila o le a Portoia e o all'ambisi in municipio. Per un momento o le ha Ventisio, ma che ha probabilità che passa in pianta stabile, perché o suo posto, quando si è finito a Ciasanova, che mettiamo a statua di San Gennaro, alle un carattere. Se sa che tutte le città hanno i suoi inconvenienti. A Sena, per esempio, conviene arrivare con qualunque mezzo fuori che qua a macchina. Sì, perché non sapieci dove mettila. Una volta a milanese, o le arrivò un macchina in ciassa de Ferrari e o la domando a un vigile. Scusi, dove potrei mettere la macchina per un quarto d'ora? Guardi, o a San Pier d'Arena o a Bolzaneto. Là ci deve essere qualche posto libero. Ma io devo fare qui nel centro. Capisco. Lei va da Bolzaneto, lascia la macchina là, poi torna indietro col Celere o col tram. In meno di 2 ore è nuovamente qui. E per concludere, chi non conosce via Pre? Ha le caratteristiche a strada de via Pre, con tante gente a meso e sempre l'intipè. Lì parlano tutte le lingue e qualunque sia dialetto. Devo anche senese, ma non de quello scetto. Chi vende di limuin, chi stringe cartoline, chi pescisse o setroin, crovate le ciuffine, accenti gas elettrici, pietrine, macchinette, calze di lana pura, tabacco e sigarette. E in mesa sta cagnara che in rango qui in zembetto che cantan canzonette suonando l'organetto. E lì fra canti e musica, discorsi e confusione, ve fan venire a testa più grossa che un ballon.